io parlavo con amici, scherzavamo fra noi. E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so. Buongiorno. Sono Krausa, la madre di Glauce. Medea in casa? Avrei bisogno urgente di parlarle. Buongiorno a lei, signora Kreusa. Io sono Severa, la governante dei figli di Giasone, Medea e Domestica. Medea in realtà non è in casa in questo momento, ma se si vuole accomodare intanto posso offrirle qualcosa? Certo, ho del tempo. E insomma, quella donna si è finalmente decisa ad andarsene da questa casa? No, mia signora, è uscita solo per prendere un po' d'aria con i bambini, perché, come potrà certo immaginare, è piuttosto sconvolta dal rapporto tra Giasone e sua figlia Glauce. Ah, beh, il cambiamento è il primo passo verso una vita migliore. Sono qui proprio per sistemare tutta questa situazione. E io capisco, certo, la necessità di sistemare questa situazione, ma vede, non credo che la madre della donna che le ha portato via il marito possa... Portato via? Severa, che parole dure! Mia figlia non l'ha portato via, è Giasone che l'ha scelta. E d'altronde puoi biasimarlo. Glauce è una donna bella, giovane, ricca e di buona famiglia. È solo che naturale che un uomo vada verso il miglior partito. Certo, ma anche Medea è una donna bella, colta, con 2 splendidi figli. Non credo che sia un problema di scelte. Severa, cortesemente, io sono qui per l'interesse di mia figlia Glauce. E affinché tutto vada al meglio c'è il bisogno assoluto che quella donna se ne vada da questa casa, possibilmente prima che Glauce e Giasone ritornino, che lei lo voglia o meno. Signora, cerchi di capirmi. Io conosco Medea da anni e le posso dire e assicurare che lei è una donna testarda ed impulsiva. Temo solo che se non si agisca nella maniera opportuna potrebbe prendere le decisioni sbagliate. Oh, su via, Severa! Sarà pur cocciuta, ma è pur sempre solo una donna. Cosa vuoi che faccia mai da sola? D'altronde sono una donna anch'io e posso capirle certe cose. Però ho molta più esperienza. Se ho imparato una cosa nei miei anni è che i soldi risolvono sempre tutto. Soldi? No, non credo che sia davvero questo il problema, signora. Certo è che la famiglia non può permettersi molti lussi, ma questo a causa dei comportamenti di Giasone e non di Medea. Però sì, converrà con me che tutti hanno un prezzo. E se Medea non si attacca troppo a questioni di principio, sono sicura che con il giusto gruzzolo le sue convinzioni si ammorbidiranno. Signora, Giasone è partito per andare in villeggiatura con Glauce di punto in bianco, lasciando Medea sola con i figli, a cui devo badare io perché lei ormai non ha la testa per pensarci. Un'altra moglie, forse, si farebbe bastare del denaro per perdonarlo. Ma Medea non è quel tipo di persona, è diversa. Lei vive qui da molto tempo? Avrà forse sentito parlare di quella storia, no? È quella che riguarda Medea e quelle 3 sue amiche che all'improvviso si sono ritrovate in questa città, sistemate con una casa, nonostante nessuna di loro avesse un marito. Lei ne sa forse qualcosa?
non è mio interesse né compito quello di immischiarmi in questioni antecedenti al mio arrivo. Dico solo questo. Semplicemente Medea non vuole sentire ragioni. Io le assicuro che non l'ho mai vista tanto arrabbiata. Ho paura che potrebbe arrivare a ferire chi ha vicino. Oh, ma com'è melodrammatica, Severa! Su, via. Sono qui per sistemare tutto e sono sicura che grazie al mio aiuto troveremo sicuramente una soluzione. Certo, e lo spero, signora. Riferirò quanto mi ha detto Amedea e... Ah, va bene. Allora dica a Medea che tornerò questo pomeriggio e sistemeremo finalmente tutto una volta per tutte. Certo, lo spero. Non ce n'è dubbio, grazie al mio aiuto. Arrivederci, a presto. Sarà perché mi hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per me. Sento mia la tua all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non so perché all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso. Giasone, Glauce, vieni! ma dove corri? Toro, vieni! Di qua! Dai, fermati! Giasone, vieni! No, devi venire a prendermi. Arrivo, Eccomi! arrivo! Giasone! Presa! Volevo proprio vedere se mi avresti raggiunto. Ma cosa dici? Vuoi forse mettermi alla prova? Ma no, sai che scherzo? Mi fido di te ciecamente. Come io di te, tesoro. Se solo il mio passato potesse smetterla di tormentarci. Giasone, che intendi? Parla con me. Le tue preoccupazioni sono anche le mie ora. Mi sento perseguitato da Medea. È come se non comprendesse quanto dolore mi ha causato e mi stia causando tuttora con i suoi comportamenti. Quando me ne sono andato mi aspettavo che avrebbe compreso. D'altronde il nostro matrimonio ci ha portato solo dolore. Credevo che ne aveste già discusso. Vedrai, quando saremo tornati lei avrà già accettato la situazione. D'altronde è una donna bella, scaltra, intelligente. Non avrà problemi a rifarsi una vita anche senza un marito. Sai, mi fa quasi invidia. Io non potrei mai essere al suo livello. Beh, certo, aveva delle qualità innegabili, ma apprezzo molto di più la tua spontaneità, cara Glauce. Priva di cinismo o arroganza, la tua purezza ti fa risplendere. Per Medea è sempre stato difficile comprendere quando fermarsi. È eccessiva in tutto, nei comportamenti, nei gesti, nelle parole, soprattutto nei miei confronti. Non la sopporto più. Capisco, ma una volta vi siete amati, è chiaro che lei ha visto qualcosa di speciale in te, come tu in lei. Ora, lei è ferita, è successo tutto così in fretta. Vuoi biasimarmi, Glauce? Se da un lato tu mi hai rubato anima e corpo, lei mi ha allontanato da te, col suo carattere indomabile, sempre così avida di attenzioni. Ed ora mi assilla, mi manda lettere e mi fa persino chiamare al nostro hotel per avere mie notizie. Ti rendi conto? Sono stanco di lei.
Vedo come tutto questo ti sta affliggendo. E la mia presenza non migliora le cose, vero? Glauce, io ho bisogno di levarmela dai piedi. Non ne posso più di avere Medea in casa. Capisci? Dovrebbe essere la nostra amorevole casa. Dimmi come posso aiutarti. Non so come calmarla. Ogni mia parola aizza la sua rabbia ancora di più. Non capisce, non mi capisce. Io non potrei mai farti una cosa del genere. Ne sono certo. Ma lei non sa cosa sia l'amore. Se solo qualcuno che mi capisce potesse parlarle. Anche per pietà dei miei figli, come potrò crescerli se la loro madre non mi porta rispetto? Ma forse nessuno può aiutarmi. Le parlerò io. Sì, le spiegherò come il nostro amore sia unico. E quando capirà che siamo fatti l'uno per l'altra, desidererà solo trovare l'uomo che la faccia sentire come tu fai sentire me. Glaucio, ho paura che non cambierà nulla. No, insisto. Lasciami provare. Davvero? Faresti questo per me? Ne sei certa? Farei qualsiasi cosa per te. E poi non voglio che lei mi odi. E anche se non amo i suoi modi, c'è pur sempre mia madre che sa mettere tutti d'accordo. Beh, fantastico! Lei sa come essere convincente e fra voi donne vi capirete meglio. Sì, fidati di noi. Ottimo! Allora, appena arriviamo a casa, vi lascio subito sole per parlare. Io me ne tiro fuori. Grazie. Medea si è rovinata sposando quel buono a nulla e ora si ritrova praticamente sola e senza soldi. E la situazione starà prendendo una brutta piega. Severa cerca di venire al più presto. Cloto, al cuore non si comanda. Lei era innamorata e di certo non pensava che Giasone l'abbandonasse così, improvvisamente, per un'altra donna. Almeno non l'ha tradita in segreto. Ma ti senti quando parli, la Casey? Non l'ha tradita in segreto. Quell'uomo è solo un subdolo codardo. E io lo dicevo fin dal principio, dal giorno in cui Medea si è messa in testa di aiutarlo. Ricordo però quanto erano felici. Avevano il loro amore e quello bastava. Felici? Ma quale felicità? Medea ha derubato suo padre per lui e poi è dovuta fuggire. E noi l'abbiamo pure aiutata. Certo che ha fatto comodo anche a me quando poi ha ricambiato il favore. Ma quel cretino ha scialacquato tutto in alcol e puttanelle. Ragazzi, basta. Siamo qui per Medea. Serve che troviamo una soluzione che convenga a lei e a tutte noi. Hai ragione, Atropo. È tempo che Medea prenda in mano la situazione. Noi dobbiamo aiutarla, siamo sue amiche e magari così ci possiamo screditare con lei. Il passato ci tormenta e dovremmo risolvere noi i suoi problemi? Almeno proveremo a farla ragionare. Buongiorno, Severa. Eccoci arrivate. Buongiorno ragazze, accomodatevi, come sono felice di vedervi. Spero che possiate dare un po' di conforto a Medea. Credo di più al vostro supporto che a quello di chi invece vuole usare strumenti più meschini. Di che stai parlando? Creusa, la madre di Glauce, è venuta qui stamattina
e per risolvere questa brutta situazione con Medea vuole usare una manciata di denaro, capite? Ricca Glauce e ovviamente ricca la madre. Così Giasone risolve tutti i suoi problemi in un colpo solo. Povera Medea, ma vi immaginate che difficile deve essere incontrarsi con quella persona che vuole cacciarla di casa mettendoci dentro sua figlia, l'amante di Giasone. Severa, dov'è Medea ora? E ti prego dimmi che non sta ancora a piangere per quel pusillanime. Fosse solo il pianto, è veramente disperata. Io non la riconosco più, è sempre chiusa in camera sua a parlare tra sé e sé, non si occupa neanche più dei bambini. È veramente un'altra persona, povera Medea. È ancora di là e non vuole ascoltare nessuno. Sì, Medea è sempre stata una donna orgogliosa. Ma è una donna ferita, è naturale che reagisca così. Vi prego, signore, fatela ragionare voi. Sapete quanto Giasone l'abbia mortificata? Quell'uomo è sempre stato un egoista e lo sapevamo tutte, sia noi che anche lei. Cloto, adesso ti metti a chiamare in causa anche Medea? Sarà pur vero, ma ora lei è in preda a una situazione di disperazione. Non possiamo rinfacciarle più nulla. Basta, basta ragazze. Ora siamo qui per la nostra amica. E certo è un momento delicato, però sono certa che possiamo arrivare ad un compromesso. Sì, dobbiamo assolutamente parlarle, in privato. Certo, allora io torno ad occuparmi dei bambini e grazie ancora del vostro aiuto, spero che riusciate a darle un po' di conforto. Che situazione terribile. Quello stronzo se ne sta a divertirsi con quell'altra. E io sono qua a non fare niente. Medea, Oddio, e voi che ci fate qua? Per favore, veramente, lasciatemi stare, andate via. Ma no, Medea, non puoi startene qui a piangere per lui, non è da te, cara. Usciamo un pochino e ti sfoghi un po' con noi, che dici? Sì, dai, così possiamo parlarne e ragionare. Siamo qui per te e insieme possiamo trovare una soluzione. sì, magari senza prendere decisioni di cui potresti pentirti o di cui potremo pentircene tutte. Lasciatemi in pace. Le vostre parole non possono confortarmi. Io rivoglio solo la mia vita e la mia famiglia. Basta. Medea, non si può tornare indietro. No, però magari Giasone si stancherà di lei e tornerà da te. Oppure potresti ricambiare il favore a quel miserabile. Oh, Cloto, di certo non siamo di qui per istigarla. Non voglio né conforto né aiuto. Voi non potete capire come mi sento. È come se una lama mi stesse squarciando da capo a piedi e perdessi improvvisamente la gioia di vivere. Lui era tutto per me, tutto. E si è rivelato essere il peggiore degli uomini. Medea, il mondo purtroppo è pieno di uomini così. E se tu ti lasci andare, gliela darai vinta. Noi donne siamo destinate solo all'infelicità. Dobbiamo trovare un marito e questo poi diventa padrone del nostro corpo e della nostra persona. Ma noi, chi ce lo garantirà che sarà buona? Non ce lo garantisce nessuno. Medea, ti prego. Separarci dal proprio marito Non dire così. è un'infamia solo per noi donne. Solo per noi, perché noi dobbiamo stare in casa, prenderci cura della casa, dei figli, mentre loro vanno in giro a divertirsi e a spendere soldi. Non è giusto! Preferirei morire piuttosto che partorire anche solo un'altra volta. Medea, ma senti quello che stai dicendo? È inutile adesso pensare al passato. Dobbiamo trovare delle soluzioni. Io per lui ho perso la mia famiglia e il mio paese. E forse mi ritrovo anche che non ho un posto dove stare. Ma io questo non glielo posso permettere. Io non glielo posso permettere. Io voglio che soffra, voglio che provi un dolore, voglio fargli terra bruciata, io voglio... Medea, pensa prima di parlare. Quell'uomo è un viscido che pensa solo a se stesso. Io mi rimangio quello che ho detto prima. Tu lo devi lasciare, mandarlo a quel paese e via. Esatto, Medea. Puoi rifarti una vita anche senza di lui. Vattene senza far rumore, ti aiuteremo noi in questo.
Dimenticalo. Io non ho intenzione di fuggire. Sono già fuggita una volta e guardate il risultato. Prima devo fargliela pagare a quell'uomo che mi ha causato solo dolore. Poi penserò al resto. A volte bisogna adattarsi alle circostanze, scendere a compromessi. Hai ragione. Anche a noi sarebbe piaciuto che le cose fossero andate diversamente. Ma ora quello che si può fare. So io quello che si può fare. E adesso gliela farò vedere io a quell'uomo. Medea, è arrivata Creusa, la madre di Glauce. Ti avevo avvertito stamattina che sarebbe venuta, ma non credevo così presto. Adesso cosa vorrà quella vipera? Non bastava la figlia, anche la madre ora. Adesso sto un attimo parlando con le mie amiche. Aspetta un secondo e poi conducila qui. Buongiorno, signora Creusa. Buongiorno di nuovo. Insomma, dov'è Medea? Guardi, ci trova in un momento di leggero disagio. Come le dicevo, è con le sue amiche. Basta, non ho più tempo da perdere. Voglio parlare con lei in questo momento. Buongiorno. Che cosa mai verrà da me la madre della donna che mio marito vuole portarsi in casa? Medea, sono qui per sistemare quella situazione, quella che riguarda appunto suo marito Giasone e mia figlia Glauce, e ovviamente anche per parlare di questa casa. Questa casa? In che senso questa casa? Vorreste portarmi via anche questa adesso? Beh, ora che Glauce si accinge a tornare a vivere in questa casa, la casa sarà appunto di nostra proprietà, dovremo occuparcene. Mi scusi, signora Creusa, non oso contrariarla, ma Giasone e Medea sono ancora sposati? Come può dire che questa casa... Severa, lascia stare. Non ti preoccupare. So io cosa dire a questa donna. Tu torna dai bambini, per favore. Medea, basta. È ora di fare le valigie. Non c'è più niente da fare in questa casa, devi solo prendere e andartene. Creusa, ma come ti permetti? Signora Creusa, intanto. Signora Creusa, certo. Ma come si permette di arrivare qua e dirmi di andare via così dall'oggi al domani? Tra l'altro senza nemmeno aver interloquito una volta con Giasone. E a cosa servirà mai parlare con Giasone? Tutto è già stato deciso. L'unica cosa che le rimane da fare è andarsene via da questa casa che non è più sua. E certo che è casa mia invece. E io non ho intenzione di andarmene da nessuna parte. E poi perché viene lei a dirmi queste cose? Cos'è, sua figlia non riesce a parlare con me? Così come a quanto pare non sa fare nemmeno mio marito? Insomma, Medea, basta creare problemi. Tutto è già fatto e deciso. Non serve impuntarsi. Non serve impuntarsi. Ma lei dice di andarmene via così dall'oggi al domani, senza propormi delle alternative, delle soluzioni. E non dovrei impuntarmi. Ma io non ho nemmeno un posto dove poter andare, un luogo dove... Ascolta, Medea. Io ovviamente penso per gli interessi di mia figlia, Glauce. Anche tu sei madre. E questo lo puoi capire, no? Ma insomma, ammorbidiamo i toni, diamoci del tu. Ecco, io vorrei che tu, di tua spontanea volontà e con la tua integrità ancora integra, te ne andassi da questa casa. E ovviamente io voglio facilitare questo processo dandoti tutto il necessario che ti sarà necessario perché tu trovi un posto dove stare. Per prima cosa, io non la conosco e quindi continuerò a darle del lei. E poi mi faccia capire bene, lei vuole darmi dei soldi perché io me ne vado da casa mia. Io semplicemente le sto offrendo degli strumenti perché tutto si concluda senza inefficienze. Se lei è d'accordo, per me già ora siamo a posto. Non lo so, ci devo pensare, mi serve tempo. E insomma, ma di che tempo avrò mai bisogno? Si tratta forse di cifre? Se quello è il problema, le posso assicurare che posso permettermi di esaudire le sue richieste. Grazie, lei è proprio un buon cuore. Ma vede, il problema non è questo. I miei figli? Chi ci penserà a loro se io vengo cacciata di casa così all'improvviso?
Ah, certo, le creature, ma di quello non si deve preoccupare, ovviamente. Ce ne prenderemo cura noi. Daremo loro tutto il necessario, se non di più. Medea, non è una brutta proposta. In fondo ti stanno tenendo una mano. Sì, non è affatto una cattiva possibilità. E se i bambini stanno bene, è già un grande pensiero in meno. Infatti, Medea, questo ti darà l'occasione di ricominciare da un'altra parte. E vedrai che passato un po' di tempo. Avete proprio pensato a tutto voi, vero? Con i soldi si risolve ogni cosa, così come è stato con voi. Beh, se la questione del denaro viene coperta, credo, anzi crediamo tutte, che forse la cosa possa sistemarsi. E quindi dovrei accettare questo accordo e subire questa umiliazione. Medea, non vederla in questo modo. Pensiamo tutte che si possa arrivare a un accordo. E resta il fatto che Creusa ti darà dei soldi, e forse anche tanti. Capisco. Vediamo. Signora Creusa, vista questa sua propensione per gli accordi, mi dia, anzi, dammi un giorno in più in questa casa. Luogo dove ho partorito i miei figli e dove cresceranno senza di me. E un giorno mi sembra una richiesta più che ragionevole, vista la situazione. Beh, se è proprio necessario. Però, insomma, a parte questo, siamo d'accordo sul da farsi, no? Quindi un ultimo giorno in questa casa e poi dovrò andarmene. Va bene, signora Creusa, le concedo l'opportunità di questo accordo. Meraviglioso, sono felice che finalmente siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, io ora andrò assieme a Severa a guardare le stanze. Medea, cara, sono felice di sentire che la situazione ora è meno spinosa. Signora Creusa, sarò a sua disposizione d'ora in poi. Beh, dai, Medea. Alla fine è andata meglio di quanto pensassi. Sì. Beh, farà anche sentire un po' più sollevati la situazione, ma resta il fatto che lei e Glaucia hanno avuto tutto quello che volevano. E quel tono della signora Creusa mi ha veramente infastidito. Dai, Cloto. Sei sempre così diffidente. Alla fine conta solo che Medea stia bene e che abbia una base da cui ricominciare. Stare bene? Ma come potrei stare bene? Ma voi non avete capito che cosa è successo? Questi vogliono cacciarmi da casa mia e fare sì che sia io a sentirmi in debito con loro. Questa gentilezza non viene dal cuore, ma dalla necessità di stare qui, in questa casa, con me, fuori dai piedi. È vero, Medea, ma resta il fatto che ti darà dei soldi, e forse anche tanti. Giusto. L'importante è ricevere il giusto compenso. Non abbiamo molte alternative. Abbiamo? Io non permetterò che dei soldi decidano del mio destino. Creusa, Giasone e quella donnetta, Glauce, non hanno ancora capito con chi hanno a che fare. Io non me ne vado da nessuna parte. Ma come? Hai appena accettato la proposta di Creusa. Cos'altro vuoi fare? Cosa hai in mente? Per te è sempre tutto così logico, vero? Scusa? Cosa vorresti fare? Finché parlava mi è venuta in mente un'idea e ho finto di accettare. Cosa? E quindi? Che vuoi fare? Ho finto di accettare l'accordo. E voi che cosa ne potete capire? Se non sbaglio qua, sono l'unica che è stata tradita, vero? Medea, noi vogliamo... Quindi per favore, adesso fatemi pensare, che ho bisogno di ragionare su come procedere. Noi però vogliamo... Silenzio!
A voi comoda solo? No! Che io stia qua No. a accettare questo accordo così che la situazione sia risolta per voi. Adesso per favore fatemi ragionare su come devo procedere. Ma ti siamo sempre state vicino. In ogni occasione. Beh, è chiaro che Medea non abbia ancora accettato tutta questa situazione. Non mi sorprende. Non le è mai piaciuto ricevere ordini dagli altri. E forse anche il suo passato la limita di vedere il lato positivo della Ma come possiamo biasimarla? A Claudia non interessa per niente del suo bene. Al suo posto anch'io mi sentirei mortificata. Sì, ha ragione ad essere arrabbiata. Ma se questa rabbia rimane solo rabbia e non la induce a voltare pagina, rimane un sentimento malposto e un ostacolo al suo benessere. Hai ragione. Anch'io temo per la sua salute. Ma non dimentichiamoci dei suoi figli. A prescindere da questo allontanamento, che sarà dei suoi figli? Beh, a questo punto Jasino dovrebbe decisamente farsi avanti. Da quando quella Glaucia è in questa casa, i bimbi vengono sempre più trascurati. E questo sia per colpa di lei, ma anche di lui. Perché non parliamo noi a Giasone? Ma cosa vuoi che ne capisca? E poi io quel cascamorto non lo posso vedere. Però hai ragione, Atropo. Forse noi come tramite possiamo fargli capire che sta mancando alle sue responsabilità e prendere le parti di Medea. Questo è vero. Non ne caveremo nulla, lo sapete, vero? Beh, tanto starà arrivando quei momenti con Glauce, proveremo a parlarci. Bentornati! Com'è andato il viaggio? Bene. Prego, un attimo. Grazie, grazie. Glauce, ciao! Madre! Bello rivederti. Oh, carissima! Salve, salve. Mio figlio, ma com'è andato il viaggio? Decisamente bene. Meraviglioso, ragazzi. Medea, è un piacere, io sono Glauce. E perdonaci se siamo arrivati con poco preavviso, noi non siamo stati molto cortesi. Glauce, per favore, non chiedere scusa, non serve davvero. Oh, madre, un po' di sensibilità non guasterebbe. Quello che mi sorprende è che tu abbia finalmente deciso di farti vivo anziché fare il codardo. Eccola. Al solito aggressiva. Vedo che questo atteggiamento ti ha portato molto distante. Non capisci che così non otterrai nulla? E cosa dovrei fare? Te ne sei andato via così d'improvviso con lei? Dovrei stare qua buona e zitta al mio posto? Dovresti essere più gentile, come si conviene alle donne. Guarda Glauce, per esempio. E quindi vorresti dirmi che mi hai lasciato perché non sono abbastanza gentile? La tua mancanza di gentilezza era l'ultimo dei problemi. Il tuo temperamento, la tua mancanza di autocontrollo sono sempre stati ingestibili. Avrei dovuto capire prima che non eravamo fatti l'uno per l'altra. Però quando io ho tradito la mia famiglia e lasciato il mio paese, per te il mio temperamento ti piaceva, E non vorrei mica dirmi adesso, dopo un matrimonio e 2 figli, che hai capito che non siamo fatti l'uno per l'altra. E per chi saresti fatto, Giasone, Per lei? Deve aver tramato un bel incantesimo per farti innamorare di lui. Anche lei ha i suoi meriti, e di certo è meglio di te. Dovresti accettarlo e andare avanti. Anche per il bene dei nostri figli. Il bene dei nostri figli? E come staresti garantendo il bene dei nostri figli? Cacciando via la madre da casa sua così all'improvviso? Medea, senti, perché non ne parliamo un po' noi due, da sole? Questa è una situazione delicata. Madre, per favore, ci lasci sole? Io credo che noi due possiamo riconciliarci. Ci facciamo qualcosa di caldo, ci stiamo e parliamo un po' noi due. Sono proprio curiosa di sentire cosa hai da dire, te. Beh, signore, io vado a sistemare i bagagli di Glauce. Risolvetevela fra voi, non voglio perdere altro tempo. Cara, Sì, mi sembra un'ottima idea. Prendetevi pure tutto il tempo che vi serve per parlare.
Magari Giasone avrà da fare con quei bagagli. E poi chissà cos'altro potrebbe combinare da solo. Beh, voi che ci fate qua? Non vi avevo lasciate pochi istanti fa, non posso stare solo nemmeno un istante? Poverino il padrone di casa, sempre operato delle sue incombenze. Volevamo solo parlare con te. Parlare? Ancora e di cosa? Spero proprio non sia per Medea. Non voglio sentire più nulla di quella donna. Non ci sarebbe stato bisogno di questa discussione se tu ti fossi preso le tue responsabilità. Non capisci di essere tu il problema? Medea è sempre stata ingestibile. Pensate che io non abbia provato ad essere un buon marito? Ho fatto di tutto per lei. Ma ora sono stanco. Giasone, nessuno è perfetto, ma Medea è tua moglie e la madre dei tuoi figli. Non puoi pensare di abbandonarla così. Siete sposati, sia nel bene che nel male lo devi accettare. Se la persona in questione fosse capace di intendere e di volere. Avete tutte visto la scenata che ha fatto in casa appena sono entrato. Cosa, scusa? Ma come fai a parlare di tua moglie in questo modo? Sei tu che l'hai lasciata e hai chiuso i rapporti con lei da un giorno all'altro e ci sei messo con la prima che passava, con la scusa di sistemare i rapporti finanziari che tu stesso hai causato. Così facendo do un futuro stabile ai nostri figli, che quantomeno potranno crescere con una madre sana di mente. Scusa? Tu pensi che trattandola in questo modo, come una pazza, allontanandola pure dai suoi figli, risolverai la situazione? Non mi interessa che ne sarà di lei. Dovrà semplicemente accettare il fatto che il mio letto non sarà più condiviso con lei e che il mio cuore ormai appartiene a un'altra. Il tuo cuore? Forse vorrei dire le tue tasche. Non sei neanche uomo abbastanza da prenderti le tue responsabilità. Ma quali responsabilità? Voi siete come lei. Siete delle egoiste. Anche voi l'avete utilizzata solo per i soldi. L'amicizia che ci lega a lei è più che vera. Ha aiutato te, come noi, solo perché è una donna di buon cuore. Ancora qui? Grazie infinite, ma vi siete disturbati per una decisione che avevo già preso. E ora voi la finite di parlare. Io me ne vado al bar e tornerò non appena Glauce avrà terminato di parlare con Medea. Ma allora sei proprio un cretino! Ma levatevi dai piedi! Ma non puoi più scappare, devi solo affrontarla! Parlane prima che sia troppo tardi! Ma guarda questo. Beh, mi l'avevo detto. Medea, quante ne stai passando? Prenditi un attimo di respiro. Glauce e Creusa stanno preparando il caffè di là per te. Severa, ma come potrei aver voglia di questo? Mio marito mi sta mettendo in casa una sostituta. Eppure sua madre adesso ha permesso che entrasse. Tutto questo i bambini hanno bisogno di così tante attenzioni. Severa, tu mi conosci da tanto tempo. Sono forse una madre sciocca o una cattiva moglie. No, no, ma cosa dici? No, cara. È difficile essere donne in generale e lo diventa ancora di più quando diventi moglie e ancora di più quando diventi madre. Ma tu hai sempre dato tutta te stessa per la tua famiglia. Giasone
Semplicemente è una persona diversa. Ma cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Mi sento consumata dal dolore e dalla rabbia. E sento veramente il bisogno di farla uscire. Devo fare qualcosa, io devo sistemare, devo aggiustare le cose in qualche modo. Giasone sarà sempre il padre dei tuoi figli e non ti impedirà di vederli, di stare con loro, ma perché questo accada devi accettare questa situazione, devi dimostrarti forte. Non ho perso la mia fiducia, Severa. Ma sono una donna e non ho intenzione di legarmi a un altro uomo. Quindi ne consegue che sono sola al mondo. Sola. Io ho fatto di tutto per lui. Di tutto. E ora sta venendo messa da parte come uno straccio vecchio. Io non glielo posso permettere, io non glielo posso permettere di trattarmi così. Su via, Medea. No, Severa, per favore. Adesso lasciami stare, per favore. Grazie. È chiaro. È chiaro, io sono solo di intralcio qui ormai. No, io non glielo posso permettere di trattarmi così. Ormai è deciso. Non si torna più indietro, ormai è deciso. Medea, eccomi. Il caffè sarà pronto a breve. Medea, sai, io non voglio fare finta di niente. Giasone mi ha parlato molto di te e di voi ed è un piacere poter parlare con te. Vorrei poter dire lo stesso. Medea, io so che per te rappresenta una grave offesa, ma io non ho potuto fare a meno di innamorarmi di Giasone. E se fosse successo a me ciò che è successo a te, io non oso nemmeno pensarci. Glauce, è inutile girarci tanto intorno, ok? Stai distruggendo una famiglia. E il fatto che Creusa e Giasone ti giustifichino, questo non cambia la natura delle tue azioni. Medea, credimi, io non sono come dici tu. Se c'è una cosa in cui io credo, è l'amore. Il vero amore, ed è quello che lega me e Giasone. Io so che tu hai sofferto molto, ma anche lui ha sofferto. E io ora voglio essere libera di poterlo amare, di essere sua moglie. E con tutto il cuore desidero che anche tu possa essere felice, che tu possa trovare la tua felicità. Noi ti aiuteremo, ti daremo dei soldi, potrai vedere i tuoi bambini. Glauce, Madre, smettila. Sembri ridicola. Non vedi come ti guarda?
non le può interessare, non le interessa nulla delle tue intenzioni. E poi, cara, non ce n'è nemmeno bisogno. La vita è così. I matrimoni finiscono. E l'amore semplicemente è la conseguenza della dote. Oh madre, non essere crudele. Glaucia, tu non hai nessun diritto di venire qui a darmi lezioni sull'amore. Se tu fossi minimamente una donna rispettabile, non ti saresti messa in mezzo sin dal principio. Non osare mai più rivolgere la parola in questo modo a mia figlia. Non avrei mai dovuto lasciarti restare un giorno in più. Se ti interessa qualcosa dei tuoi bambini, ti conviene darti una calmata e sederti qua, in modo che possiamo parlare di un rimborso. E se invece dei soldi proprio non ti interessano, allora vattene da questa casa e non metterci più piede. Sì, hai ragione. Mi scusi. È che questa situazione e la stanchezza mi stanno un po' dando alla testa. Sapete che, siccome ho bisogno anche di muovermi un po', mi occupo io del caffè. Vado a prenderlo e lo porto qua per servirvi. Che ne dite? Arrivo subito. Madre, mi viene da piangere. Cara, non ti preoccupare, qui abbiamo quasi finito. Farò di tutto perché tu possa essere felice. E se succedesse anche a me quello che è successo a lei? No, cara, a te non succederà mai una cosa del genere. Tu sei una brava ragazza che sa il suo posto e soprattutto tu sai come si asseconda un uomo. Venite. Il caffè è pronto. Lasciate che vi serva. Grazie. Ecco qua. Grazie, Medea. È molto bello questo servizio da tavola. Lo useremo sicuramente d'ora in poi. Medea, so che questa situazione è difficile per te. Ma Grazie. Che succede? No, cioè tu non prenderai il mio posto. Maledetta! Cosa hai messo nel quel caffè? Ti avrei dato dei soldi, non dovevi fare altro! I soldi? Ma voi pensate che io mi faccia comprare? Non vi prenderete ciò che è mio, che ho conquistato con fatica! perché noi volevamo aiutarti? Non hai un cuore! Io non ho un cuore! Io sono la vittima qua, queste sono la conseguenza delle tue azioni! Io ho scelto di amare e tu di odiare. Odio, amore. Per me ora conta solo la vendetta. Questa casa, quell'uomo sono state la nostra rovina. Mi dispiace.
successo? Sono morte! Dovevi solo parlarci con loro! Mi è stato tolto tutto, senza la possibilità di riscattarmi e di riprendermi ciò che mi spetta. Le hai uccise! Ma perché vi sorprendete voi? Io pensavo che almeno voi aveste capito. Medea, che cosa hai combinato? Davvero non dovevi fare questo, era quasi tutto a posto. Bastava parlare. Medea, andate via, lasciatemi stare. Tanto ormai ci sono abituata. Io dono tutto a me stessa e poi vengo sempre lasciata sola. Ma tu non sei sola! Ragazze, dobbiamo fare qualcosa! E cosa possiamo fare? Possiamo solo fuggire. Che cos'altro volete fare se no? Fuggire. Ma voi non avete proprio capito? Ma voi non pensate che io meriti un po' di giustizia dopo tutto quello che mi è stato fatto? Io non ho intenzione di fuggire. Ma perché non ti sei confidata con noi prima? Avremmo potuto fare qualcosa! Avremmo potuto aiutarti. La situazione è questa e noi non possiamo cambiarla. No, di certo. Sì, infatti, non possiamo cambiarla. E non ho nemmeno ancora finito. Medea, ti prego! Hai ucciso 2 donne e Giasone sarà qui a momenti. Dobbiamo andarcene, adesso! Sì, lo so, sono disperata. Sono disperata. E dov'è la giustizia in tutto questo? Io non ho più intenzione di piangere per il mio destino. Io voglio solo fargliela pagare adesso. Medea, ti prego, non fare altre sciocchezze! Non verrai mica a ucciderlo. Non vorrei mica uccidere Giasone. No, gli farei solo un favore. E non è ciò che voglio. E cosa vuoi fare? Dai, andiamocene! Io voglio che provi dolore, frustrazione, sofferenza. Ma che altro dolore vuoi che provi? Io voglio che provi un dolore così profondo da essere eterno. Medea, vieni via con noi. Vieni via con noi. Io non ho ancora finito! È inutile. Non ci sta più ascoltando. Medea, Vieni via, ora. Questa è l'ultima cosa che possiamo fare. Dobbiamo andarcene ora tutte! La Chesia è inutile, è inutile! Medea, vieni via con noi. È troppo tardi, Medea. ormai Giasone sarà qui a momenti! Dobbiamo andarcene! No. Andiamocene! No. La Chesi! No. La Chesi! No. La Chesi! No. Medea. Hai scelto tu di essere sola, Medea. Figli miei, vostro padre la deve pagare. Devo farlo. Glauce, ho appena... Glauce? Cos'è successo? Oh mio Dio! Oh mio Dio, Glauce? Creusa? Glauce, rispondi! Dimmi qualcosa! Rispondimi, svegliati!
Glauce! Glauce, respira, perché non respiri? Cos'è successo? Glauce! No! No! Sei stata tu? Come hai potuto compiere un gesto del genere? Maledetta tu, il giorno che ti ho incontrata! Come hai potuto arrivare a tanto? Ha mandato in rovina mio padre, addossandomi i tuoi debiti. Mio fratello è morto per mano mia. Ho trovato i soldi per questa casa. Ho abbandonato ogni certezza per starti vicino. Pazza! Sei pazza! E tu sei un opportunista. Glauce è morta per colpa tua. Perché se anche non fosse stato per mano mia, tu l'avresti destinata solo a una vita di sofferenza. Io ero tua. Eravamo fatti l'uno per l'altro. Poi tu hai rovinato tutto. Sei in delirio! Non sono le mie mani, quelle sporche di sangue. Tu sei troppo vigliacco per sporcarti le mani. E sei cieco di fronte alla realtà. Mi punisci perché non ti amo più? Sapevi benissimo che ho scelto Glauce anche per risolvere i nostri problemi. Con i suoi soldi avremmo potuto risolvere i nostri problemi economici. I nostri problemi. I nostri problemi li hai causati tu stesso. Io credevo nel nostro matrimonio. Solo ora ho capito che sei un buon a nulla. Sei sempre stata preda delle tue emotività. Ma arrivare a questo! Caro mio, ma pensi davvero che uccidere la tua amante e sua madre mi bastasse? Il tuo dolore non è ancora finito e mai, mai deve finire. Medea, basta! Non per me, ma quantomeno per il bene dei nostri figli. Il bene dei nostri figli. Che madre avranno adesso? Te lo dico io che madre avranno! Un'assassina, cazzo! Il bene dei nostri figli, eh? Ma tu non hai mai mosso un dito per il bene dei nostri figli. E ora, ripudiando me, tu hai abbandonato anche loro. Cosa vuoi dire? Io ho perso ogni cosa. Ho perso il nome, la famiglia. E ora anche questa casa. Ripudiando me, tu hai ripudiato anche loro. E loro ora sono vittime, martiri di un padre negligente e pusillanime. Martiri? Oh mio Dio! No! Bambini? No! No! Anche loro no! I
nostri figli, Medea! Ho pianto per loro dal giorno in cui li ho messi al mondo. E ho pianto per te dal giorno in cui tu mi hai abbandonato. Ma adesso ho cancellato ciò che di mio e di nostro c'è nella tua vita. Che razza di donna sei? Sei un mostro! Ora ti voglio vedere solo morta. Io ti ammazzo! Sì, uccidimi. Uccidimi. No! Lo vedi? Sei solo un buon a nulla, un fallito. Che colpe ne avevano loro? Dimmi perché! L'ho fatto per espiare la tua di colpa. Perché hai ucciso degli innocenti? Perché non hai negato a me la libertà di vivere? Sarebbe stato troppo facile. Tu devi vivere con la consapevolezza di quello che hai perso, di quello che io ti ho tolto. Ah! Ho fatto ciò che dovevo. E il mio destino è compiuto. Tu non hai figli. E io non ho figli. Non sono più una madre. Adesso io non provo più niente. Sento solo il vuoto. sbagliato, ma io vivo di te.